mattina siamo passati dietro la zona lì a Zerone, ci siamo fermati un attimo sul ponte delle Trezze che come potete vedere dalle immagini è quasi ultimato. Beh, ancora una volta vorrei ricordare a chi parla di fare la Romea a quattro corsie che per riqualificare quel ponticello lungo 22 metri, ripeto 22 metri, a parte i soldi, adesso non mi ricordo l'importo, comunque era un importo di qualche centinaio di migliaia di euro, ci sono voluti 4 anni, tra ora che dice lo facciamo, trovi l'azienda che lo fa, fai i lavori, eccetera, eccetera, sono passati più di 4 anni, credo 4-5 anni che la frazione di Valle di Chioggia è isolata da quel punto di vista. Tra l'altro, quando sarà riaperto, ricordiamo che c'è l'ordinanza che il sabato e la domenica può essere utilizzata solo dai residenti. Speriamo che venga osservato questo divieto, ma diciamo abbiamo qualche dubbio. Approfitto anche per ricordare i tanti che si lamentano dei cantieri. Ci sono diversi cantieri in opera sul Traslagunare, ma anche sul ponte della Fossetta, che si danno disagio, ma per fortuna chi fanno i cantieri, perché vorrei ricordare che i ponti cadono e da quel che sappiamo questi cantieri verranno ultimati entro prima della fine dell'anno, ma immediatamente poi ci sono tutta un'altra serie di cantieri, sempre lo stesso percorso da sistemare e da fare, senza contare che abbiamo l'enorme problema del ponte sul Brenta, che non si sa mai quello che può succedere e comunque anche quello è da riqualificare. Quindi agli amici che tirano fuori queste strampalate, perché sono proprio strampalate, sulla Romea 4 corsie, vogliamo dire, facciamo prima questi lavori, sistemiamo il ponte sul Brenta, facciamo lo sbarramento sul Cuneo Serino, sistemiamo altri problemi che ci sono in giro per il Veneto, bacini di laminazione piuttosto che altre strutture, e poi semmai, se ci sono i soldi, cosa che credo proprio che non ci saranno, parliamo di Romea 4 corsie. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. L'Auditorium Cesare De Michelis dell'M9 di Mestre era quasi al completo ieri, venerdì 24 maggio, in occasione della premiazione del Premio Mestre di Narrativa, giunto alla sua quarta edizione, sezione Racconto Breve. Il concorso è organizzato dal Circolo Veneto, presieduto dall'illustre Cesare Campa, e la premiazione ha visto la presenza dell'assessore Paola Mar in rappresentanza del Comune di Venezia. 2 le categorie Under 25 e Over 25, 15 i candidati per ciascuna sezione, 176 concorrenti, più di 100 quelli appartenenti agli istituti superiori della città metropolitana di Venezia. Una prima scrematura ha permesso la scelta dei 30 scritti finalisti, sottoposti poi al giudizio di una giuria composta da giornalisti, scrittori e professionisti. Ad aggiudicarsi il primo premio per la sezione Under 25, Monica Comparato, figlia quasi diciottenne del blogger, il cui racconto breve ha ricevuto un consenso pressoché unanime. Ai 30 finalisti è stato consegnato un attestato di partecipazione e l'antologia che racchiude gli iscritti di questa edizione. I complimenti della redazione di chioggiaazzurra.it sono tutti per Monica, a cui auguriamo che questa sia la prima di una lunga serie di soddisfazioni. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido fino alle ore 14 di domenica 26 maggio. Sabato 25 è previsto tempo instabile con possibili rovesci temporali da locali a sparsi. Tra il pomeriggio e sera
soprattutto nelle zone centro-occidentali. Non sono esclusi fenomeni intensi come forti rovesci, grandinate locali e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di sera di sabato e soprattutto nella giornata di domenica il tempo sarà più stabile con una diminuzione generale della probabilità di precipitazioni. Dato il quadro previsionale, i livelli di allerta idraulica e idrogeologica sono stati ridotti in tutti i bacini colpiti dalle recenti perturbazioni. Rischio idraulico: confermato lo stato di attenzione nei bacini dell'Adige Garda e i Monti Lessini, Po, Fissero, Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige. Stato di attenzione anche nei bacini del Basso Brenta, Bacchiglione. Rischio idrogeologico: confermato lo stato di attenzione nei bacini del Basso Brenta, Bacchiglione, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone. Stato di preallarme: zona Veneto di Po, Fissero, Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige. Stato di preallarme limitato all'asta del fiume Po nella zona del Delta. Zona Veneto E, Bassa Brenta, Bacchiglione. Stato di attenzione riferito al sistema Fratta-Gorzone. I livelli sono in diminuzione ma rimangono sostenuti sia per lo svuotamento della cassa di Montebello sia per gli apporti dei sistemi di sollevamento della rete consortile, in particolare alla sezione della Fratta e Val Mocenighe. I livelli sono in diminuzione ma ancora prossimi alla soglia di preallarme. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. IODA siamo disponibili a confronti diretti con privati o professionisti su qualsiasi argomento, se hanno dubbi, se hanno richieste particolari, anche direttamente sui vostri filmati, sul vostro canale Chioggia Azzurra. Qualche giorno fa avevamo titolato un post sulla pagina Facebook di Chioggia Azzurra a Barca Fundà e il detto è stato completato da Fratelli d'Italia. A Barca e Fundà non serve Sessola, che così hanno titolato un'interrogazione all'amministrazione in cui il problema evidenziato è l'occupazione di posti barca da parte di natanti in disuso quando va bene, perché si sottolinea che quando va male le barche sono invece affondate. Il gruppo evidenzia la presenza di occupazioni di spazi anche esterni alle aree concesse. La situazione sembra ultimamente, dicono, anche peggiorata, con inquinamenti conseguenti all'affondamento di barche dovuto allo spargimento di carburanti e di oli idraulici, vere e proprie bombe ecologiche. Secondo Fratelli d'Italia si tratta di una situazione che va accertata, lo afferma denunciando lassismo da parte dell'amministrazione, a discapito del decoro e del rispetto per la città. L'interrogazione chiede come intenda procedere l'amministrazione, quali controlli da parte di SST, ente gestore di Canalvena, siano stati fatti e con quali esiti, se corrispondono le barche ormeggiate a quelle a cui a suo tempo è stata rilasciata la concessione o se sono rispettate le caratteristiche previste per le imbarcazioni, se siano state fatte rimozioni o sanzioni e quali i costi che sono stati necessari per bonificare gli affondamenti. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.